Boom di iscritti al fondo e nuova presidenza al centro della 47esima Assemblea dei Soci di Solidarietà Veneto, fondo pensione regionale, che si è svolta a Creazzo, nel Vicentino. Approvato il bilancio 2022, che registra il più alto numero di adesioni, e nel 2023 gli iscritti hanno già superato quota 140.000, con quasi 19.000 aziende associate. Il bilancio 2022 è un bilancio positivo, ma è positivo soprattutto perché matura nell'anno più difficile, nell'annus horribilis della finanza, potremmo dire. Ecco, Solidarietà Veneto è riuscito a crescere come dimensione, come numero di iscritti, anche in quest'anno particolarmente complicato. Penso che decisiva da questo punto di vista sia stata la presenza del fondo nel territorio ed è stato capace con il suo personale di prestare attenzione alle esigenze di tanti lavoratori che hanno chiesto cosa stesse succedendo nei mercati finanziari con la guerra, la crisi energetica, l'inflazione, il rialzo dei tassi, numero di adesioni record, oltre 7.200, e una crescente sensibilità da parte soprattutto dei giovani legata probabilmente alla consapevolezza sul fatto che l'Italia, ahimè, sta cambiando, c'è un gravissimo problema demografico che travalica anche la questione strettamente previdenziale, ma che impatta e impatterà naturalmente sulle future pensioni. 2023 che si apre positivamente, sguardo proiettato al futuro e attenzione al tema della sostenibilità. Abbiamo dei rischi legati soprattutto al mondo bancario e assicurativo, ma anche delle opportunità, perché con i tassi più alti oggi chi comincia e si iscrive al fondo pensione può contare su dei rendimenti della parte obbligazionaria più elevati rispetto al deserto dei tassi a zero di qualche anno fa. Quindi sicuramente per chi comincia oggi una prospettiva di lungo termine più costruttiva, più positiva, che speriamo si possa anche esplicare nel senso della sostenibilità degli investimenti, dato anche che i fondi pensione sono partecipi di un'operazione di cambiamento in chiave appunto di sostenibilità anche ambientale, che è importantissima per lasciare ai nostri figli un ambiente non solo fisico ma anche economico migliore di quello che oggi abbiamo. Eletto il nuovo presidente Paolo Bizzotto, classe 1958, originario di Castelfranco Veneto e per oltre 30 anni impegnato nella CISL. Assemblea in cui il presidente uscente, Domenico Noviello, ha tracciato un bilancio del mandato triennale ricordando i numeri relativi al patrimonio del fondo. Numeri importanti, abbiamo un patrimonio di 2 miliardi di euro, il nostro bilancio che è stato appena approvato del triennio è di 3 milioni di euro, quindi con questi numeri e con il numero delle adesioni il Solidarietà Veneto avrà ancora più successo per il futuro.